Azione! Ok, uomo disgustoso, Jack si butterà. Abbiamo lavorato a vari fiction e ora stiamo facendo il nostro primo film tutti insieme e abbiamo fatto un bellissimo lavoro di gruppo, abbiamo trovato un gruppo molto unito e ci divertiamo un sacco insieme. Comunque siamo tra di noi ragazzi e ci capiamo e dopo un periodo di lockdown è stato molto bello rivederci tutti insieme, c'era proprio questa voglia di stare tutti insieme. Io ho fatto vari ruoli, principalmente ho aiutato la regista a registrare, quindi cameraman. Quindi siamo cominciati con l'avventura, volevamo fare alla scoperta di qualcosa, dopo abbiamo messo insieme magia come lo stregone e abbiamo fatto una roba così. Io da grande volevo fare l'attrice, difatti adesso sono in seconda media, per il prossimo anno volevo cercare una scuola di recitazione qui vicino. A me il teatro è una passione che coltivo già dalla quinta elementare, quando mi hanno scelto perché mancava un attore e allora non potevo rifiutare. È stato divertente fare le scene, abbiamo fatto tutti dei sacrifici perché ovviamente col Covid non ci si può abbracciare, le scene sono un po' limitate, però spero venga fuori veramente qualcosa di molto bello. Questo periodo di Covid in lockdown con la DAD è stato un pochettino complicato, però ne siamo usciti carichi. Siamo molto contenti della risposta strabiliante che abbiamo avuto da parte dei ragazzi che insomma stanno partecipando con impegno, con costanza, oltre che si stanno divertendo veramente tanto. Ma attraverso il teatro spesso viene fuori molto del vissuto, sta venendo fuori anche molto vissuto Covid. Sicuramente abbiamo visto proprio nelle prime esperienze che abbiamo fatto e prima di mettere proprio in scena questi cortometraggi che la maggior parte dei temi che sceglievano i ragazzi era proprio legato al Covid e a questa voglia insomma di uscire da questa situazione, ma anche di trovare un modo di imparare un po' a conviverci finché ci sarà insomma. Allora, oggi, in particolare in queste 2 settimane di Cinema Camp, sono un supporto tecnico nella realizzazione dei cortometraggi che hanno scritto, diretto e poi fatto le riprese i ragazzi del Cinema Camp. C'è sempre una parte teorica e molto breve, insomma abbastanza concisa, e poi tutta la parte teorica che hanno imparato la mettono in pratica facendo delle esercitazioni. La prima settimana è funzionata così, poi alla fine della prima settimana sono riusciti a scrivere il loro primo film, quindi si sono messi insieme e hanno creato la storia. E anche le case cinematografiche. Esatto, sì. All'inizio abbiamo proprio iniziato partendo dalla creazione della casa cinematografica, cioè ciascun gruppo, sono 4 gruppi di età diverse e hanno scelto il nome della loro casa cinematografica. Avevamo pensato, ma proviamo a farlo anche con i cellulari. In realtà non è così, perché il cellulare è uno strumento che usano tutti i giorni, mentre la telecamera è una cosa nuova, che li fa un pochino anche responsabilizzare. Di fronte a questa strumentazione che comunque è tecnica e comunque costa, loro devono comportarsi e utilizzare determinati atteggiamenti, determinate accortezze che non avrebbero di fronte a un cellulare. I ragazzi sono fantastici, infatti sono molto fiera e orgogliosa di loro, perché comunque si dice sempre i giovani d'oggi non si impegnano, i giovani d'oggi non hanno idee. In realtà io, quando c'è una frase che inizia in questo modo, mi arrabbio sempre, perché in realtà quando si offrono le opportunità e si danno gli strumenti giusti, i ragazzi hanno sempre un sacco di idee. E come spesso dico, appunto parafrasando le parole di Don Milani, fare da soli è fare peccato, fare insieme invece è fare politica, insomma, e questo abbiamo bisogno oggi, cioè abbiamo bisogno di mettere insieme le persone. Abbiamo organizzato attraverso l'equipe prevenzione della cooperativa e con l'equipe di educatori alla teatralità un percorso nuovo. Abbiamo iniziato proprio con i ragazzi a renderli protagonisti del loro presente. Ecco quindi che questo gruppo di ragazzi, che sono una cinquantina, sono entrati a far parte di questo grande mondo che è la cinematografia. E diciamo che il lavoro per noi è fondamentale sotto il punto di vista anche della prevenzione.
prevenzione universale, prevenzione selettiva, anche rispetto a quello che è l'uso di sostanze. Questo perché? Perché ci permette proprio di creare dei luoghi di aggregazione, un'aggregazione sana, un'aggregazione che permette una crescita sana, e quindi con il Dipartimento di Prevenzione con il quale collaboriamo da anni ci siamo resi conto e ci stiamo rendendo conto ogni giorno che è uno strumento veramente utile, perché è molto vicino al loro linguaggio quotidiano e quindi ci permette proprio di metterci vicino a loro pari, portando però ovviamente un'attenzione da parte della figura adulta che ha un significato profondo.